In comune di Crespadoro, in frazione di Campodalbero, a 1250 metri, nasce questa struttura storica, il Rifugio Bertagnoli, che è un punto di riferimento importante all'interno della foresta di Giazza, quindi foresta demaniale regionale, proprietà della Regione Veneto e gestita dalla Veneto Agricoltura, punto importante per un turismo intelligente, un turismo che vuole conoscere il territorio, in particolare la montagna e i suoi segreti. Dal 2015 c'è una nuova gestione, quella di Alessandro Giampellini, che d'accordo col CAI vuol rilanciare questa struttura. Quest'anno noi abbiamo cerchiamo di interessare le famiglie, gli appassionati della montagna, per portarli in un posto vicino a casa, però nello stesso modo inserito in un parco naturale in mezzo al verde. Presentiamo la struttura. La struttura, abbiamo una sala da pranzo con 60 posti, abbiamo 7 camere distribuite in 2 livelli con un bagno senza bagno all'interno delle camere, dove possiamo ospitare fino a 25 persone. E poi invece avete la cucina. La cucina ci avvaliamo di uno chef giovane dell'alberghiero di Requaro, e ci sta proponendo delle cose naturali fatte da zero, proprio cerchiamo di proporre la cosa più naturale possibile e stiamo riscoprendo che la gente apprezza quello che stiamo proponendo noi. Ecco, cosa cerca la gente? La gente cerca tranquillità, serenità, voglia di evadere dal ritmo quotidiano che può essere quello della routine quotidiana, macchine, rumore, vuole venire in un posto dove il silenzio la fa da padrone e dove si riesce ad assaporare sia il sapore della montagna che il profumo che essa ci dà ogni giorno. Ecco, e che cosa vuol dire abitare qui 365 giorni all'anno? Voi siete giovani, avete anche una figlia piccola e quindi un impegno importante. Allora, noi siamo qui, come abbiamo detto, dal 1° di gennaio e abbiamo Giorgia che ha compiuto 2 anni il 7 di settembre. Bisogna saper vivere la montagna, cioè non avere bisogno del centro commerciale o del bar oppure di qualsiasi altra cosa. Qui si vive la montagna, si vive il giorno, si vive la famiglia. Vivo mia moglie, vivo mia figlia che prima sinceramente non riuscivo a vivere. E invece la gente che cosa vuole dal gestore? Perché la gente, diciamo, torna se ha una gestione intelligente? Allora, la gente torna perché si sente in un ambito familiare e la gente che è qui da noi viene trattata come fosse un membro della nostra famiglia. Non ci sono sciccherie, è tutto quasi terra a terra. L'importante è che l'ambiente sia pulito, curato e che noi diamo la sensazione di trovarsi in famiglia. Quella è la chiave vincente. Poi il resto lo facciamo noi con le cose semplici che proponiamo da mangiare e i prezzi che devono rimanere logicamente normali senza mai esagerare. E i rapporti con Veneto Agricoltura? Il rapporto con Veneto Agricoltura sembra molto buono, si sono avvicinati a noi subito in maniera familiare, veramente, non lasciando stare tutte quanto le signore, dottore, si sono avvicinati in maniera proprio amichevole e ci stanno dando molte soddisfazioni e speriamo continui così per tutto il resto, che noi resteremo qui a rifugio e speriamo resti per molto tempo. Il Rifugio Bertagnoli è veramente il punto focale, diciamo, di questa parte della foresta di Giazza, e attorno al Rifugio Bertagnoli Veneto Agricoltura sta sviluppando alcuni progetti in collaborazione molto con il comune di Crespadoro. L'idea è proprio di creare intorno al Bertagnoli tutta una serie di attrattività, quelle che ovviamente il gestore riesce a creare, quindi la gestione del CAI attraverso il suo gestore, più quelle che Veneto Agricoltura sta creando, in particolare un progetto sullo studio della migrazione che dovrebbe rimettere in moto il centro di educazione naturalistica della Piatta, che sarà il punto di informazione che funzionerà tutto l'anno in stretto collegamento con il rifugio, in modo da far capire cosa succede sopra la nostra testa in questa parte del territorio.